Lo Sputnik russo, pregi e difetti di un vaccino estremamente versatile con cui Mosca sta migliorando la propria immagine nel mondo. Il traffico clandestino di rifiuti dall'ovest all'est Europa, una minaccia per la salute dei cittadini, spesso gestita da gruppi criminali. Le politiche dell'Estonia per favorire la residenza digitale degli stranieri, una prassi che sta portando investimenti nel paese baltico. Il racconto di un anziano interprete dell'esercito per anni impegnato nel tracciamento della frontiera tra l'Italia e l'ex Jugoslavia. A Praga, durante la clausura sanitaria, artisti si esibiscono nei negozi e nei caffè ammirati dal pubblico attraverso le vetrine degli esercizi. Sputnik V, il primo vaccino registrato al mondo già l'11 agosto, chiamato così per sottolineare l'exploit come il lancio del primo satellite artificiale nello spazio, 1957, quando l'Unione Sovietica sorprese tutti. L'annuncio di Putin però prima della sperimentazione su larga scala e il presidente non si è ancora vaccinato, da qui molti dubbi per mesi fino alla pubblicazione su Lancet a inizio febbraio dei risultati di fase 3, efficacia del 91,6%. Complici anche i ritardi nelle consegne dei vaccini occidentali, aumentano gli stati che richiedono quello russo: Argentina, Messico, Algeria, Iran, Ghana, Serbia, Ungheria. Il 30° è stato San Marino. Bruxelles però frena. Prima dell'autorizzazione serviranno ispezioni nei luoghi di produzione. Nell'Unione Europea non hanno ancora dato il via libera allo Sputnik. Come mai, secondo lei? È una questione politica, ritiene Alexander. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si chiede anche perché la Russia offra centinaia di milioni di dosi in giro per il mondo mentre non vaccina abbastanza la propria popolazione. A Mosca si è cominciato già il 5 dicembre, ma finora le vaccinazioni, gratuite e su base volontaria, sono state in tutto il paese soltanto poco più di 3 milioni. Per incoraggiare i russi sono stati aperti dei centri di vaccinazione anche in pieno centro a Mosca, nei grandi magazzini GUM di fianco alla Piazza Rossa. Aperti sempre dalle 10 alle 21, attraggono centinaia di persone ogni giorno. Perché ha deciso di vaccinarsi? Domando a Natalia. Perché credo nella medicina russa, ci tengo alla mia salute e a quella di chi mi sta vicino, voglio sentirmi sicura. Molti miei amici l'hanno già fatta, racconta Elena. Mia madre ha 95 anni e non voglio più aver paura di portarle a casa il virus che potrei prendere dentro un negozio o sui mezzi pubblici. Tanti, anche gli stranieri. Perché ha deciso di venire qui? Domando a Kiria, cubana. Perché in Russia la vaccinazione sembra funzionare. In Brasile la situazione è molto peggio rispetto alla Russia, osserva Gustavo, ma soprattutto qui il vaccino è già disponibile per tutti, quindi sono contento di poterlo fare. Studiamo medicina a Kursk, rivela Elena, ma lì il vaccino è ancora riservato alle fasce più deboli, così siamo venuti a Mosca per immunizzarci prima e stare più tranquilli. La dottoressa Natalia Kusenkova mostra come è organizzata la struttura di cui è responsabile. Abbiamo cominciato a lavorare qui il 18 gennaio. Il processo di vaccinazione è identico a quello che si svolge all'interno dei vari ambulatori di Mosca. Ci sono la reception per la raccolta dei dati personali, la sala d'attesa e gli studi medici, uno per le visite di controllo e l'altro per le vaccinazioni. All'interno dei grandi magazzini GUM abbiamo diversi punti per la somministrazione della prima e della seconda dose. Non serve preregistrarsi, basta essere maggiorenni, avere con sé un documento e mettersi in fila. Alla fine viene offerto un gelato e si deve restare per almeno mezz'ora sotto osservazione. Francamente non ho sentito nulla, dice Malek. Mi hanno iniettato la prima dose 3 settimane fa e adesso la seconda. Nessun effetto collaterale, almeno finora, nemmeno febbre, solo il braccio un po' indolenzito. Con i ricoveri e il numero di nuovi contagi in calo, a Mosca molte restrizioni sono state rimosse e centri di vaccinazione sono comparsi anche in altri luoghi di grande assembramento. Qui in centro passa sempre tanta gente, di tutte le età. Quella dei GUM è un'opzione interessante e molto comoda, ammette Alexandra. Non tutti però si lasciano convincere facilmente. Arriviamo da Ijevsk, una città dove già non c'è più l'obbligo di indossare le mascherine. Personalmente, dice Xenia, preferirei non vaccinarmi. Lei pensa di farlo? Domando a Gallina. No, non credo all'efficacia dello Sputnik, ma continuerò a rispettare tutte le misure di sicurezza, maschere, guanti e distanziamento. Cosa pensa dei 3 vaccini russi già approvati? Sembrano buoni, risponde Svetlana, ma per sicurezza attenderei ancora un po'.
Il Covid però non aspetta e cambia in fretta. Lo Sputnik risulta efficace anche contro la variante inglese, mentre è in corso uno studio per capire come si comporta con le altre e per determinare con precisione la durata dell'immunizzazione. L'Ungheria è la prima nazione dell'Unione Europea ad aver iniziato a utilizzare il vaccino cinese Sinopharm. Lo ha reso noto con un post su Facebook il primo ministro magiaro Viktor Orban. L'Ungheria, la cui popolazione è di circa 10 milioni di abitanti, ha ordinato 5 milioni di dosi del vaccino cinese. All'inizio di febbraio il paese magiaro ha iniziato anche a utilizzare il vaccino russo Sputnik. Da quando nel gennaio del 2018 la Cina ha deciso di ridurre l'acquisto della metà dei rifiuti di plastica del pianeta, gran parte dei 2,5 milioni di tonnellate di materiale che l'intera Europa esportava in Asia ha dovuto trovare destinazioni alternative. L'ultimo rapporto dell'Interpol, elaborato con dati forniti da 40 paesi, evidenzia un aumento del 33% dei volumi di rifiuti di materie plastiche sulle rotte intraeuropee negli ultimi 2 anni. Non solo plastica, pneumatici, contenitori, stracci, ferro, metalli vari, coloranti, scacchi elettronici. Molti dei paesi di destinazione offrono una gestione dei rifiuti con prezzi competitivi e procedure snelle, un territorio in cui le organizzazioni criminali hanno da tempo messo radici. Balle di rifiuti si muovono attraverso rotte disegnate da legislazioni carenti, controlli inefficaci, corruzione. Ammontava a 25 milioni di euro il giro d'affari per il riciclo di materiale ferroso smascherato nel maggio scorso dalla DDA di Roma verso l'Ucraina. Un anno fa è nel porto di Valona che la polizia albanese scopre un carico di rifiuti pericolosi su un traghetto proveniente da Brindisi. E sempre in Albania erano dirette le decine di tonnellate di apparecchiature elettroniche sequestrate nel porto di Ancona. C'è una organizzazione che gestisce questi flussi, perché i rifiuti non si trafficano se non c'è un'organizzazione in partenza e all'arrivo. Ci sono sicuramente broker che trafficano questi rifiuti e che si frequentano e si conoscono. È già emerso nel passato l'esistenza di una vera e propria rete di trafficanti. Ora c'è anche da tenere conto di un altro aspetto, che in diversi di questi paesi, penso alla Romania, ma anche all'Albania, ma anche a quello che è successo in Ucraina, ci sono anche forti sospetti su filiere di riciclaggio di capitali che vengono dalle mafie italiane, quindi ci possono essere rotte che si incrociano e interessi che convergono. Società compiacenti, false documentazioni trasformano rifiuti pericolosi, speciali o sanitari, in ordinari. Repubblica Ceca e Romania accolgono principalmente plastica, informa il rapporto Interpol, fraudolentamente qualificata come da riciclare ma che finisce in discarica o bruciata. Come il vasto incendio che rese per giorni irrespirabile l'area di Zgieś, rivelò un traffico tra Polonia e Regno Unito. Da anni in Romania e Bulgaria i rifiuti catalogati come differenziati bruciano per alimentare i cementifici al posto del più costoso carbone, alti margini di profitto che attirano come calamita l'ecomafia, a partire da quella italiana, un business reso più agile dalla lacunosa legislazione sulla tracciabilità dei rifiuti nei diversi paesi. Resta invece un tema legato ai controlli pubblici, alla permeabilità di quei paesi e ai rischi di fenomeni corruttivi. In alcune di queste inchieste a finire arrestati sono stati ministri e viceministri dell'ambiente. In un'Europa che si pensa sempre più verde, l'export di rifiuti, il suo illecito abuso è una falla da arginare. Dal gennaio 2021 è vietata l'esportazione di rifiuti di plastica dell'Unione verso i paesi non OCSE, in applicazione della Convenzione di Basilea. Intanto l'Europa deve avere una voce molto più netta e chiara e condivisa nella lotta ai traffici transnazionali di rifiuti. L'Italia ha dato anche in questo caso un esempio in positivo, introducendo nel 2001 il delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti. Questo è un crimine transnazionale che deve vedere un maggiore impegno delle istituzioni europee e maggiori vincoli normativi. Paesi pattumiera nell'Unione Europea non ce ne possono essere. Lanciata verso il futuro digitale come una cometa nello spazio, l'Estonia non si accontenta più dei primati ma cerca di attrarre al suo interno menti e risorse da tutto il mondo.
Uno dei tanti modi è il programma di residenza digitale e-Residency, lanciato nel 2015 e grazie al quale chiunque può ottenere un permesso di residenza online, simile a uno fisico, per avviare un'impresa nel paese e gestirla da remoto. La sede del programma si trova in un complesso architettonico di tendenza ricavato da una vecchia fabbrica di cellulosa poco fuori il centro di Tallinn. Katrin Vaga, responsabile della comunicazione, ci accoglie in quella che chiama la Situation Room, un open space con piante e cani tra le scrivanie. L'e-Residency da 6 anni dà la possibilità di creare e gestire una società in maniera del tutto indipendente dal luogo in cui ci si trova. Tutto ciò di cui c'è bisogno è un computer. Si registra la società in Estonia e si gestisce tutto, dalle fatture alle tasse, online. Naturalmente l'e-Residency si presta per attività immateriali, digitali, per cui non servono stabilimenti o magazzini, ma cos'è che spinge un imprenditore dall'altra parte del mondo ad aprire una società così lontano per amministrarla dal suo PC? Quello che li interessa è poter lavorare e gestire il loro business senza pensieri. Vogliono potersi concentrare su quello che sanno fare bene e avere a che fare il meno possibile con la burocrazia. Tra gli oltre 74.000 imprenditori che hanno richiesto la residenza digitale in Estonia da 170 paesi del mondo, ci sono più di 3.000 italiani. Fabio Faccin è uno di loro, ha aperto la sua azienda a Tallinn nel 2020 senza aver mai messo piede in Estonia. Da perfetto e-resident lo raggiungiamo via Skype mentre è in giro per l'Europa. Io sono di base a Malta, ma spesso viaggio. In questo momento, ad esempio, mi trovo fisicamente in Spagna. Però ho potuto ottenere l'e-residency, ho potuto creare la mia società in Estonia senza mai mettere piede in Estonia. Faccin si occupa di consulenza online, per la sua società non ha bisogno di uffici né di alcuna struttura fisica, qualcosa che i sistemi di molti paesi tra cui l'Italia fanno fatica a inquadrare. Ho valutato varie alternative per appunto aprire il mio business all'estero, ho trovato questa in una nazione totalmente digitale e lì finalmente ho trovato delle istituzioni che capiscono questo nuovo mondo digitale. Naturalmente ci sono anche notevoli vantaggi fiscali. In Estonia tutto ciò che viene reinvestito nella società, quindi tutto ciò che rimane di utile alla fine e non viene distribuito ai soci alla fine dell'anno fiscale, non viene tassato e quindi questo incentiva molto la crescita e lo sviluppo del proprio business. Semplicità, flessibilità, poca burocrazia per l'imprenditore, ma anche meno entrate fiscali e imprenditorialità in fuga per i paesi di provenienza. Attirare sul suolo estone imprese che operano altrove nel mondo non è una forma di dumping digitale? In questo senso direi che ha ragione. Voglio dire, tutti siamo in concorrenza, non solo a livello mondiale ma anche in Europa. Cerchiamo di attirare i lavoratori più qualificati e le start-up più tecnologiche. Questo è il modo in cui lo facciamo noi. E poi è arrivata una pandemia di proporzioni mai viste, i vari lockdown nel mondo hanno rallentato le nuove iscrizioni al programma, ma anche generato fenomeni imprevisti, dice Vaga. In modo inatteso sono aumentate le società digitali attive del 50%. C'è chi cerca fonti di reddito extra oppure chi ha perso il lavoro e prova a diventare imprenditore di se stesso e dimostra che quello che facciamo è particolarmente importante in momenti così difficili per le persone. Questo è il cibo principale che ho voluto riportarlo in miniatura, diciamo, in piccolo, no? E da questo partono i secondari, che sarebbe questo. Questo è più grande rispetto a questo. Prima il gesso, poi il filo spinato, quindi le barriere e loro, i cippi. Il Trattato di Parigi prima nel 1947 e gli Accordi di Londra poi nel 1954 sanciscono la divisione tra Italia e Jugoslavia, una ferita che sanguinerà per decenni e non solo metaforicamente e che verrà cicatrizzata solamente il 23 dicembre 2007 con l'apertura del confine simbolo tra Gorizia e Nova Gorizia in piazza della Transalpina, una linea empirica fissata dagli alleati grazie a improbabili cartine, diventata per certi versi una frattura al limite del paradossale quando destinava una casa in Italia e l'annessa stalla in Jugoslavia, un cortile in Slovenia e l'abbinata villetta in Friuli, fino al tragicomico cimitero di Merna, metà di qua e metà di là del confine. Visto che il paese di Merna era in Jugoslavia, allora dice i morti non possiamo metterli a metà e perciò è stato definitivamente seguito le mura
ed è entrato tutto in Jugoslavia, sì. Ci vollero quasi 30 anni, 1975 gli accordi di Osimo, per avere un confine finalmente condiviso, fissato da italiani e jugoslavi, una frontiera che avrebbe messo fine, se non alla divisione, almeno alle sue incongruenze più illogiche, figlie di una tracciatura fatta da altri che ben poco sapevano di quelle terre che avevano sventrato. Carlo Ursic, 81 anni, nativo di Kobarid quando ancora era l'italiana Caporetto, ma di famiglia slovena, è stato l'interprete militare della pattuglia italiana che nel corso dei 3 lunghi anni, dal 76 al 78, ritracciò il confine da Trieste a Tarvisio. Nel 1947, alla chiusura dei confini, i miei genitori si sono trasferiti nel comune di Pulfero in Italia. Poi sono venuti chiusi, definitivamente era chiuso tutto. I miei genitori hanno lasciato casa, tutto, si sono trasferiti solo con un camion. E per me era, me lo ricordo bene, era quasi un trauma. Già dal 45 al 47 già frequentavo la scuola, solo in sloveno, perché lì non c'era rimasto nessuno in italiano, no? Quando ci siamo trasferiti nel comune di Pulvero, quella volta ho dovuto cominciare a frequentare la scuola italiana e anche lì ho subito un trauma, perché non conoscevo io una parola in italiano. Quella volta addirittura non ci si poteva avvicinare più di 500 metri dal confine. Dopodiché ci hanno autorizzato, sempre per mio padre che andava a caccia, arrivare fino quasi sul confine, quasi sulla linea. E lì ho cominciato a conoscere il vero confine dove era. C'erano delle sacche, delle zone non definite. E in quelle zone, dopo il trattato di Osimo, ci hanno dato il modo di definirle e di inciparle definitivamente. Poi Carlo, sempre per servizio, ritraccerà il confine nel 91, quando la Jugoslavia diventa Slovenia. Per me è stata una grande vittoria, perché io, essendo, diciamo, figlio di profugo, di là, di quella zona, poi trovarmi e arrivare con i mezzi militari e tutto quanto nei luoghi, perché si poteva sconfinare quando si lavorava, proprio nella zona di Caporetto ho avuto una grandissima soddisfazione, per dire io sono nato da italiano su quella zona. La Repubblica Ceca è uno dei paesi europei più colpiti dal coronavirus. Schivata la prima fase, in estate le persone in Boemia e Moravia si sono lasciate andare ad una tragica sottovalutazione, tanto che in autunno e in questo inverno il bilancio è tragico. Il governo è stato costretto ad una drastica clausura sanitaria, chiusi negozi, ristoranti e bar, così come cinema e teatri e altre attività artistiche, chiusura forzata che ha portato gli artisti del circo e la putica e le loro famiglie a un passo dalla miseria. La necessità però aguzza l'ingegno e il direttore del circo, Rosta Novak, ha proposto ai negozianti e ai ristoratori del centro di Praga di unirsi per affrontare la crisi. I caffè, i ristoranti, i negozi chiusi per Covid sono stati trasformati in arene per i numeri dei circensi e di altri artisti, con le vetrine a garantire il distanziamento dal pubblico. Cerchiamo di reagire alle difficoltà. Abbiamo scelto la coesione, la solidarietà, l'assistenza reciproca e la mobilità. Abbiamo cercato luoghi in cui possiamo suonare e allo stesso tempo dove possiamo mantenere il distanziamento dal pubblico. È un modo per aiutarci a vicenda. Quindi ci siamo rivolti non solo ad aziende gastronomiche, ma anche a negozi di abiti firmati, gioiellerie e altre attività. È un'iniziativa che ripeteremo di settimana in settimana. I commercianti sono soddisfatti perché con gli artisti nelle vetrine dei negozi comunque non perdono il contatto con i clienti. È meglio avere i clienti qui davanti alle nostre vetrine che lasciarli davanti ai computer a comprare da remoto dalle multinazionali. Io vendo pezzi unici. Quando fanno compere i miei clienti vogliono toccare la merce. Non posso aprire, ma con il circo non perdo il contatto con i clienti. Per me e per tutti gli altri negozianti è un momento molto difficile.
Nelle vetrine non ci sono solo i circensi del Putka, ma anche attori, ballerini di gruppi folcloristici e musicisti. Un guadagno effimero che gli esecutori dividono anche con altri lavoratori dello spettacolo. Raccogliendo fondi per sostenere l'attività artistica. Le persone comprano un tè, ma anche la cultura o una canzone. Stiamo dando vita a 6 o 7 vetrine di Praga. La prossima settimana saranno già una dozzina, e non solo a Praga. I praghesi sono generosi e solidali. Acrobatic Circus? È fantastico, acrobati in mezzo al bar, dovete vederlo, è fantastico. Nel frattempo il governo ceco, a causa del pericolo rappresentato dalle mutazioni del virus, ha deciso di prorogare la chiusura dei teatri e delle sale cinematografiche.